I PM di Roma chiedono il processo per Vincenzo Consoli, ex gran capo di Veneto Banca, e altri 10, tra cui Trinca. Intanto Salvini vuole bloccare il decreto con l'acquisizione di Intesa. Zaia è con lui, ma più prudente. Parla ad Antena 3 il sessantenne di Montebelluna che ieri, assieme alla sorella, mentre quest'ultima minacciava il suicidio nella filiale di Veneto Banca, un gesto nato dalla disperazione dopo aver perso tutto. È stata una bella botta, ci sono mancati i voti del PD, così Flavio Tosi commenta il ballottaggio di Verona. Il vero sconfitto sono io, ora pensiamo al matrimonio. Scomparsa a bordo dell'MSC Musica a Venezia, la procura apre un'inchiesta per omicidio volontario dopo la sparizione della 36enne brasiliana. Di lei ancora nessuna notizia. Il killer di Irina va a giudizio immediato il 5 settembre, accolta la richiesta del PM per l'omicidio della giovane di origini moldave, fu strangolata dall'ex compagno. Polemica a Treviso tra i residenti di via Zermanese, i profughi ora si accampano ovunque, a pochi passi dalla caserma Serena scelgono case abbandonate e aree verdi. Incubo, lupi e il Malgaro sceglie di riportare a valle le mucche in piena estate, lo sfogo dell'allevatore dopo le promesse mancate per interventi e seguiti agli attacchi dei lupi. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, il telegiornale del Veneto. Cominciamo ovviamente dalle ultime novità che riguardano le popolari della nostra regione. Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, grandissime novità in questa giornata, a cominciare dallo stop annunciato da Matteo Salvini per quanto riguarda il decreto che sarà in discussione in Parlamento nei prossimi giorni. Ma nel tardo pomeriggio è arrivata la richiesta dai PM romani: andiamo a processare Consoli e altri 10. Se vanno avanti con il decreto salvabanche così com'è, la Lega farà di tutto per bloccare i lavori in aula. Lo annuncia il segretario del Carroccio Matteo Salvini. Capisco e comprendo fino in fondo la sua posizione, gli fa eco il governatore veneto Luca Zaia e la condivido. Viene posta una questione che è quella che oltre ai risparmiatori e agli obbligazionisti c'è anche un tema che è quello di 200 e oltre 1000 risparmiatori barra azionisti che hanno diritto ad essere ristorati. Non è che voglio fare i guastafeste, però penso che questo sia il senso della posizione della Lega a livello parlamentare. Poi staremo a vedere cosa verrà proposto nella discussione in Parlamento e anche le giustificazioni e motivazioni di tutto ciò. Voglio ricordare che noi abbiamo scoperto a nottetempo che queste banche erano sostanzialmente defunte e pensavamo qualche ora prima di avere ancora banche sane in mano. Molti di questi azionisti, ricorda il governatore, non sono investitori di professione, ma risparmiatori che hanno perso tutto quanto erano riusciti a mettere da parte in una vita di lavoro. Come si vanno a ristorare gli obbligazionisti al 100%, ci sono anche delle situazioni, anche fra virgolette casi sociali, che andrebbero presi in considerazione. Sul decreto del governo si esprime anche il segretario del PD Matteo Renzi. La penso come Gentiloni, spiega, era una scelta legittima e doverosa nella situazione in cui si era. Spero che i nostri parlamentari europei siano capaci di fare una grande battaglia perché i criteri molto selettivi che sono stati messi per le banche venete siano applicati anche ad altri istituti di credito, per esempio a quelli di altri paesi del nord, per esempio a quelli tedeschi e non soltanto a quelli tedeschi. La decisione sulle banche venete non ha aggirato le regole, conferma intanto la commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager. Il sistema di regole che abbiamo lascia spazio alle differenze dei diversi sistemi bancari e la Commissione europea è autorizzata dal legislatore a usare queste norme al servizio dell'economia. La Procura di Roma ha intanto chiesto il rinvio a giudizio dell'ex AD di Veneto Banca Vincenzo Consoli, dell'ex presidente Flavio Trinca e di altri 9 tra amministratori e manager per presunte irregolarità nella gestione dell'istituto di credito tra il 2012 e il 2014. Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica e di vigilanza, reato contestato dall'accusa. Consoli e Trinca sono accusati anche di aggiotaggio. E qual è l'altro fronte? Quello di Popolare di Vicenza. BPV non esiste più, sciolto il consiglio d'amministrazione. Abbiamo raggiunto telefonicamente il suo ormai ex presidente Gianni Mion per chiedergli un commento sul passaggio a Banca Intesa, in particolare appunto sulla questione azionisti. Sentiamolo. Le prime cose positive sono che
i clienti e i depositanti si trovano tutti come interlocutori la principale banca italiana. Certamente qui in casi come questi è molto difficile vedere solo aspetti positivi, no? Credo e temo che per i vecchi azionisti il percorso per rientro sia più difficile che nel passato. Sono stati degli azionisti che hanno deciso di non transare, altri a cui non è stata proposta alcuna transazione, no? Perché per esempio gli azionisti che erano azionisti da più di 10 anni non hanno ricevuto nessuna proposta di transazione, però questo era stato un vero peccato, perché questi erano anche i clienti più fedeli e più interessanti per la banca. Non so quanto possono essere interessanti per Banca Intesa. Noi ancora una volta non abbiamo proceduto a nessuna offerta di transazione ai cosiddetti corporate, e anche questo naturalmente con rammarico. Dall'altra parte i fondi che avevamo erano quelli, e per non fare un'offerta eccessivamente ridicola, fermo rimanendo che so benissimo che nessuno è contento di questa transazione, abbiamo dovuto appunto escluderli, dando per scontato che una società, un'azienda che compra azioni fosse consapevole del rischio implicito nell'acquisto. Ora parla ai microfoni di Antena 3 il 60enne di Montebelluna, che ieri si trovava assieme alla sorella mentre quest'ultima minacciava il suicidio nella filiale di Veneto Banca. Ricorderete bene lo stesso suo gesto di un anno fa davanti a Carrus. Un gesto, dice, nato dalla disperazione per aver perso tutto. Ma si ricordino loro signori che hanno mangiato, e qui lo sottolineo 10 volte a caratteri di fuoco, tutti i risparmi e i sacrifici di mio papà e di mia mamma. Claudio è ancora qui, in Piazza dell'Armi, e indica quella scritta che per la sua famiglia è diventata un incubo. Ancora qui, a 24 ore da quelle urla. Viva i 4 delinquenti! L'anno scorso fu lui a minacciare il peggio davanti all'allora direttore generale, Cristiano Carrus. Io in quel momento là ho pensato veramente di suicidarmi. Questa volta è stata sua sorella Mara a tentare di farlo con una siringa di insulina, e lui sostiene non ne sapeva nulla finché non l'ha vista, e la sua disperazione è riemersa. Avevano un appuntamento in banca, l'ennesimo, per cercare di uscire dall'incubo che li perseguita da 3 anni. 2 milioni persi. I risparmi totali di una famiglia di 2 genitori e 5 figli. Abbiamo lavorato per ben 50 anni e risparmiato al massimo, non ci siamo mai divertiti, non abbiamo mai fatto spese folli. Una storia come molte fra gli 88.000 risparmiatori traditi, convinti a vendere BTP, ad acquistare obbligazioni trasformate poi in azioni nonostante la loro volontà contraria. Telefonate, incontri, promesse che tutto andrà bene, fino all'azzeramento delle azioni in una situazione kafkiana. Il risparmio che era stato utilizzato era totale, cioè era tutto quello che noi avevamo. Oggi ci sono 2.600 euro in conto corrente, lui e i suoi fratelli tirano avanti solo grazie alla sorella. Il peso è tutto sulla sua persona, noi viviamo in questo momento, e non sono favole, con lo stipendio di mia sorella. Un peso che l'ha spinta per disperazione a minacciare il suicidio, creando il caos che ieri ha tenuto in scacco per ore la filiale. Disperazione e rabbia, come quando un giorno Fagan ha visto per strada l'ex presidente Flavio Trinca. E gli ho detto: bravo Trinca, ci hai mangiato tutto. Lo sapete, a chi mi sta vedendo, cosa ha detto? E se n'è andato vestito come un giovincello con la sua bella valigetta, e ha fatto un sorriso inqualificabile. Davanti a sé vede un futuro nerissimo e tanta sofferenza. Si cerca di andare avanti, ma quando gli chiediamo se rifarebbe il gesto di un anno fa, lo stesso di sua sorella, risponde così. Io sì, perché la disperazione porta a queste cose. È una bella pacca, una bella botta che dobbiamo assorbire, ammette Flavio Tosi, ex sindaco di Verona. E siamo alla politica, parla lui di quel che è accaduto nelle ultime ore alla compagna e candidata sindaco Patrizia Bisinella. Sapete, è stata sconfitta al ballottaggio da Federico Sboarina. Non sono triste o arrabbiato, ma infelice sì. Alla domanda se sia più triste lui o Bisinella risponde: più io, sono io che ho fatto 10 anni il sindaco, ho un motivo in più per essere rammaricato. Lo sconfitto maggiore sono io, che ho guidato la città per tanti anni. Patrizia è stata bravissima, dice Tosi. Ora ci sarà il tempo per pensare al matrimonio, quello sicuramente, dobbiamo solo decidere quando.
Nel giorno dei funerali, torniamo invece alla cronaca, funerali di Biagio Buonomo, la polizia si è recata nuovamente nell'appartamento del docente Stefano Perale per cercare nuovi indizi. Il compagno della trentenne russa è stato aggredito a colpi di spranga, a quanto emerso mentre si trovava seduto sul divano dell'appartamento. Al setaccio l'auto e il computer del killer. Nuovo sopralluogo nell'abitazione di Stefano Perale, il cinquantenne accusato del duplice omicidio di Biagio Junior Buonomo e Anastasia Shakurova al 5° mese di gravidanza. Martedì mattina gli agenti della squadra mobile sono entrati nell'appartamento di via Abruzzo a Chirignago alla ricerca di ulteriori elementi che aiutino a ricostruire i contorni della vicenda. Proprio nel giorno in cui si sono svolti i funerali di Biagio, con rito ortodosso nella chiesa del cimitero di Sant'Arpinio nel Casertano, suo paese d'origine. La coppia riposerà lì insieme. Lunedì si è svolta invece la cerimonia privata a Venezia per dire addio ad Anastasia, alla presenza dei suoi genitori e delle sorelle, nonché dell'ex marito Davide, da cui si era separata consensualmente da qualche tempo. Intanto il cinquantenne docente d'inglese che ha attirato Biagio e Anastasia nel suo appartamento con l'intenzione di ucciderli resta rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore. Pesanti le accuse nei suoi confronti: duplice omicidio premeditato con procurato aborto e altre ipotesi, vilipendio di cadavere o violenza sessuale, atti filmati e trovati nello smartphone di Perale. Le indagini si stanno concentrando anche sul suo PC e sul cellulare. Altro fronte di indagini invece è quello sulla scomparsa della 36enne brasiliana che era a bordo della MSC Musica. Si indaga per omicidio volontario. Di lei non ci sono più notizie dalla notte tra il 18 e il 19 giugno, quando una nave da crociera MSC Musica ripartita da Venezia ha lanciato l'allarme per la scomparsa della 36enne addetta alle pulizie di origini brasiliane. Simone Schauer Souza è sparita nel nulla e ora la procura di Brindisi ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Ci sarebbe dunque qualcosa di più che un semplice sospetto in merito alla sorte toccata alla donna sparita nel nulla. I poliziotti della Polmare, coordinati dal PM Milton Stefano De Nozza, hanno acquisito i filmati delle telecamere interne alla nave da crociera. Sono state anche ascoltate alcune persone vicino alla donna. Non risulta che la 36enne sia scesa dalla MSC Musica prima della partenza della stessa dal porto di Venezia. Così dai registri, perché il suo badge non è mai stato vidimato per la discesa a terra in centro storico. E così, mentre il comandante lanciava l'allarme all'altezza di Pescara, una volta ripartiti da Venezia, motovedette ed elicottero cercavano la donna come possibile dispersa in mare. Le ricerche nell'Adriatico compiute dai militari della Capitaneria di Porto hanno dato esito negativo. I familiari di Simone, la madre e il fratello che si trovavano in Brasile, avevano lanciato un appello. Intanto gli investigatori hanno sottoposto a sequestro tutto quanto è stato rinvenuto nella cabina della donna. Non vi sono elementi certi al momento che consentano una compiuta ricostruzione dei fatti. Il fascicolo è aperto nei confronti di persone non identificate. E sarà processato per omicidio premeditato il prossimo 5 settembre a Treviso il 19enne moldavo che a marzo ha ucciso la fidanzata Irina Bacal, che era incinta al 7° mese di gravidanza. Fissata per il 5 settembre prossimo alle 9 del mattino in Corte d'Assise a Treviso la prima udienza del processo per omicidio premeditato a carico del killer di Irina Bacal, Mikhail Savciuc, il 19enne di origine moldava residente a Conegliano, che il 19 marzo scorso ha strangolato l'ex fidanzata Irina, appunto, e connazionale di 20 anni, incinta al 7° mese di un bimbo che era anche il suo, come ha confermato all'esame del giudice per le indagini preliminari Bruno Casciarri. La premeditazione, l'elemento rilevante della richiesta del decreto di giudizio immediato tra gli elementi contestati al moldavo. La procura si era da subito orientata su questa tesi, che è stata poi avvallata da riscontri oggettivi, in primis dagli inquietanti risultati dell'indagine sul cellulare dell'imputato, dalle quali era emerso come il giorno dell'omicidio, fin dal primo mattino, Savciuc avesse effettuato molte ricerche su internet su come si potesse uccidere una persona, una delle quali riguardava espressamente la modalità a mani nude. L'autopsia ha stabilito che la morte di Irina è stata dovuta ad asfissia e che la vittima è stata colpita e tramortita almeno 2 volte con un corpo contundente, voluminoso e irregolare. Irina, prima di morire, aveva cercato disperatamente di sottrarsi alla furia del suo carnefice, per sé e per il bimbo in attesa.
Ora il caso sospetto di mucca pazza e la grande preoccupazione che si è sviluppata in queste ore a Padova. Abbiamo raggiunto un esperto per cercare di capirne di più e dice esistono diverse varianti della patologia, ma in questo caso non dovrebbe essere quella bovina. È ricoverata in ospedale a Padova in gravissime condizioni un'anziana di 75 anni, encefalopatia spongiforme, ovvero sospetto morbo di Creutzfeldt-Jakob, forse nella variante bovina, in poche parole mucca pazza. Un calvario che sarebbe iniziato un mese fa per l'anziana, da subito ricoverata all'ospedale Sant'Antonio, poi trasferita a Verona, dove l'esame del liquore avrebbe confermato il sospetto. Infine il ritorno a Padova in azienda ospedaliera. Che si tratti di mucca pazza solo l'esame autoptico potrà certificare, ma gli esperti tendono a escluderlo per l'età avanzata e per la rapida progressione della malattia. Questi due elementi sono piuttosto lontani dalle caratteristiche cliniche che normalmente hanno gli individui che sono stati colpiti dalla variante di Creutzfeldt-Jakob, quella che è associata appunto alla mucca pazza. I pazienti colpiti dal morbo nella variante bovina di solito hanno tra i 20 e i 40 anni e l'evoluzione della malattia è più lenta, tra i 70 e i 100 i casi ogni anno della malattia nella versione classica, solo 2 o 3 quelli di mucca pazza in Italia. In Italia l'ultimo caso è stato nel 2014, in ogni caso all'interno dei paesi internazionali è quello che ha avuto meno casi in assoluto ed è stato posto quindi dall'Organizzazione Internazionale della Sanità tra le categorie a rischio non significativo. Un migrante ospitato in una struttura di accoglienza di Montagnana, nella Bassa Padovana, è stato protagonista di un gesto di estrema onestà. Vediamo cosa è successo. Trova un portafoglio a terra e lo restituisce ai carabinieri. All'interno c'erano 350 euro in contanti. Protagonista del gesto di onestà e senso civico è un migrante ospitato a Montagnana. Il proprietario del portafoglio vuole ringraziare lo straniero. Si è comportato degnamente e pochi farebbero quello che ha fatto lui, italiani compresi, ha detto l'uomo, che è stato avvertito dai carabinieri di Montagnana del ritrovamento del portafoglio che aveva smarrito qualche ora prima. Quando lo ha ritirato in caserma si è accorto che all'interno c'era tutto, documenti e soldi. 350 euro sono una bella somma che avrebbe fatto sicuramente gola a molti. Il giovane profugo però non ha esitato e ha portato tutto ai carabinieri. Il proprietario del portafoglio ora lo vuole incontrare e si è anche recato nella struttura di accoglienza che lo ospita, ma lo straniero al momento non c'era. In attesa di ringraziarlo di persona ha lasciato una piccola ricompensa per la sua onestà. Truffavano i parroci del Polesine, telefonavano a casa in canonica pretendendo di avere del denaro per abbonamenti a fantomatiche riviste di cui questi parroci però non sapevano nulla. Alcuni appunto sono stati truffati. Telefonavano in canonica spacciandosi per dipendenti del Tribunale di Milano. Chiedevano ai parroci di presentarsi al Palazzo di Giustizia perché citati in giudizio a causa di un mancato pagamento di abbonamenti a riviste mensili. Poi suggerivano la soluzione, previo contatto con un fantomatico studio legale mai esistito e che prendeva l'autopagamento. Così 4 persone sono state denunciate dai carabinieri di Rovigo per truffa ai danni dei sacerdoti del Polesine. I parroci, una volta ricevuta la chiamata dal finto avvocato, scoprivano che le riviste ricevute e non pagate riguardavano vigili del fuoco e forze di polizia. Purtroppo in un caso un anziano parroco si è fatto convincere a versare ai malfattori la somma di quasi 9.000 euro. Quindi, confidandosi con alcune persone di fiducia, si è reso conto della truffa ed è scattata la denuncia. Candidato consigliere al comune di Belluno a sostegno di Jacopo Massaro finisce in manette per questioni di droga. L'indagine dei carabinieri ora si allarga. Arrestato la vigilia del ballottaggio un 28enne di Belluno, Francesco Speranza, candidato al consiglio comunale a sostegno di Jacopo Massaro, secondo i carabinieri deteneva sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Dipendente in un caffè iscritto all'Università di Padova, sabato il ragazzo è stato raggiunto dall'ordine restrittivo da parte dei carabinieri che ora stanno allargando l'indagine in città. Arresti domiciliari per il 28enne, candidato con la lista Insieme per Belluno e che aveva raccolto 36 preferenze al primo turno, non sufficienti ad approdare nel parlamentino comunale. Allora, adesso la denuncia di un residente di via Zermanese. Siamo a Treviso con
il racconto secondo il quale molti profughi, che tra l'altro dovrebbero stare forse nella vicina caserma Serena, hanno scelto come formula, diciamo così, di accoglienza diffusa quello di stare in alcuni appartamenti pronti da diverso tempo ma mai utilizzati. Via Zermanese, ore 16, oggi. Tra queste villette abbandonate ancora al grezzo, una scarpa e le tende azzurre di fortuna per ripararsi dal vento. Testimonianza di quella decina di profughi che hanno deciso di occupare queste casette e farle diventare il loro nuovo giaciglio, come racconta il portavoce dei residenti. Entrano dalla stradina e poi vanno direttamente sotto oppure sul terrazzo. A suo dire si tratterebbe degli stessi richiedenti asilo già ospitati dalla Serena e che, persi i requisiti, sarebbero stati cacciati dalla stessa, che tra l'altro dista appena pochi metri da qui. Se 900 persone che hanno lasciato la caserma, no? Adesso in quale tana vivono? Perché bisogna chiedersi dove vivono queste persone. E il comune si rende conto che si è preso in carico 1000 persone da sostenere, sia come alimenti sia come anche a domicilio. E dopo la segnalazione ai vigili e la visita ai residenti degli stessi agenti, la situazione è cambiata per rimanere invariata. Ora, abbandonate le villette di giorno, i profughi senza dimora stazionerebbero stabilmente lungo l'area verde a ridosso della Serena, tra coperte, avanzi di cibo, persino bisogni personali, insieme a litri e litri di alcol consumati con musica a tutto volume nel pieno della notte. Ho chiamato anche mia moglie e ho detto: ma guarda, bottiglie che raccolgono. È una cosa incredibile, ma bevono vino, bevono di tutto. Perché lei racconta quello che ha visto con i suoi occhi personalmente? Racconto, ho anche le foto di queste cose. Adesso torniamo a Venezia invece, perché il ponte dell'Accademia è sempre più a rischio, uno dei simboli comunque della città in tutto il mondo. Il problema principale, i costi e l'utilizzo di materiali di scarsa qualità. Vigili del fuoco e polizia municipale al lavoro per un asse del ponte dell'Accademia a rischio caduta. Le operazioni eseguite lunedì pomeriggio sono durate poco più di 10 minuti con regolazione temporanea del traffico acqueo. A rischio di stacco un componente in legno di oltre 1 metro posto all'interno dell'arcata metallica nella parte sottostante la struttura. Serve un intervento al più presto, come doveva accadere già molto tempo fa. Dovrebbe essere chiamato il ponte provvisorio dell'Accademia per concepire ancora di più il significato della sua provvisorietà. Non può rimanere quello che per noi oggi invece è qualcosa da tutelare, perché così sempre lo abbiamo visto, ponte in legno. Il materiale ligneo è sicuramente un materiale poco idoneo ad essere struttura così importante a livello portante, va bene come lo è un ponte, messa all'esterno. Gli agenti atmosferici sono solo loro sufficienti per degradare il ponte, lo impoverisce e poi alla fine il ponte deve cedere perché immarcisce. I costi della manutenzione sono elevatissimi e quindi qualcosa che sicuramente non era pensato nel manutentato all'epoca della costruzione, oggi invece diventa necessario, ma malgrado questo il ponte è destinato sempre a marcire. 2, secondo Giusto, le problematiche principali da affrontare prima che il ponte cada a pezzi definitivamente. La qualità che veniva messa appunto al primo punto oggi invece viene trascurata. Le prime cose sono i tempi di esecuzione, va bene, e i costi. E per questi 2 motivi purtroppo a Venezia viene trascurata quella che invece per quasi 1000 anni di storia noi abbiamo messo come primo punto: la qualità, la magnificenza e la duratezza. Ora una piccola ma grande storia di preoccupazione per molti residenti, non esattamente di quell'area, ma chi va a far visita ai propri parenti che non ci sono più. Come avete capito stiamo parlando di un cimitero che per diverse segnalazioni è nel degrado. Folta florida rigogliosa, la vegetazione che lentamente sta ricoprendo il cimitero di Volta Brusagana a Padova continua a crescere indisturbata, come ci hanno segnalato diversi nostri telespettatori. La rabbia di chi lo frequenta si sfoga anche su internet attraverso i social network. Il cimitero di Volta Brusagana è in condizioni pessime, una vera vergogna, denuncia un utente Facebook nella pagina Sei di Don Bosco, Mandria e Voltesea a sé.
E in effetti una visita al Camposanto è ormai tristemente paragonabile ad una visita all'orto botanico nella sezione erbe selvatiche, tale e tanta è l'abbondanza e la varietà di erbacce che prospera tra le sepolture. Rispetto al degrado di alcuni spazi verdi cittadini, qui c'è qualcosa di più e di peggio, perché questo è un luogo sacro e chi ci riposa e chi lo frequenta meriterebbe rispetto. Guardate che dimensioni hanno raggiunto le erbacce in quest'area in cui ancora non ci sono delle tombe, come vedete delle piante che crescono anche abbondantemente sopra il metro di altezza e che quasi non permettono il passaggio per visitare le sepolture. In alcuni casi le erbacce coprono alla vista nomi e fotografie sulle lapidi, piante spesso talmente robuste e radicate da risultare difficili da estirpare per chi viene qui a trovare un proprio caro, una vigoria che fa intendere una mancata manutenzione prolungata nel tempo. Ma qui non è solo un problema di manutenzione e decoro, è una questione di rispetto, anzi di mancanza di rispetto, ed è proprio per questo che un intervento al cimitero di Volta Brusegana è ancora più necessario e urgente. Ora il Vicentino ha dell'incredibile quest'altra storia, costretti a riportare a valle gli animali perché c'è paura dei lupi. Il punto di vista del lupo. Poi c'è il punto di vista delle vacche. Questa oggi, nella stalla della Malga Pau, ha messo al mondo il suo vitello e non certo per darlo in pasto alle belve, come è accaduto pochi giorni fa, a qualche metro di distanza, nella stessa Malga, tra i boschi di Caltrano, sull'altopiano. Il vitellino morto l'abbiamo lasciato sul posto, abbiamo messo in salvo quello vivo, dopo un'ora e mezza il lupo era già tornato a mangiare e il giorno dopo del vitellino è rimasto poco o niente. Insomma, con gli allevatori a pochi metri dalla carcassa il lupo non se n'è andato, a dimostrazione che non ha paura. Sicuramente non se n'è andato da dove era, da dove ha lasciato la carcassa. Una foto agghiacciante che testimonia quello che diciamo e ripetiamo da molto, troppo tempo, ma che le istituzioni non hanno ancora ascoltato, con il risultato che... Per quest'anno niente al peggio per più di metà delle mandrie che abbiamo qui e per il resto vedremo come vanno le cose. Chiaro che se cominciamo a avere problemi di mandria che corre tutte le notti, animali che si azzoppano eccetera, vanno giù tutte. E questo è il punto di vista degli allevatori, anche i più giovani come Isabella, la prima malgara che sull'altopiano di Asiago, nella stagione dell'alpeggio, decide di riportare le vacche in pianura. Non accadeva da più di un secolo. Ma non dimentichiamo che c'è anche il punto di vista delle istituzioni, con l'assessore regionale Giuseppe Pan che ci accusa di fare inutili allarmismi, quando noi invece auspichiamo solo che prenda i provvedimenti necessari a mettere un freno ai lupi sull'altopiano. Il lupo c'è, per noi adattarsi non è così semplice e non è così immediato. Il lupo fa il lupo, sono d'accordo, l'allevatore fa l'allevatore, purtroppo il politico si vede che fa solo il politico perché noi stiamo aspettando, come si dice, aspettiamo le istituzioni. E già, chi vive su queste alture, a differenza degli animalisti da salotto, non fa distinzioni tra bestie di serie A e bestie di serie B. Devono essere tutte ugualmente rispettate, perché in un sistema che funziona non ci può essere una specie protetta a discapito di tutte le altre, altrimenti il rischio è che... Alleveremo lupi, non so cosa dirvi. E a questo punto, infine, permetteteci di esprimere il nostro punto di vista. È arrivata l'ora di dare una risposta a questi allevatori che lanciano un grido d'allarme. Sono loro a sostenere l'economia dell'altopiano. Se se ne andranno sarà un danno irreparabile. E allora vogliamo dargli ancora spazio, ancora un'opportunità, ancora il tempo di un ultimo appello. Il supporto che era stato promesso sarebbe gradito riceverlo, almeno nelle prime fasi, e vi avviso che la stagione monticatoria è già cominciata, tutto qui. È già cominciata la stagione, siamo in ritardo. Leggermente. L'aiuto l'hanno chiesto, ma per ieri, non per domani. Esatto. Messaggio lanciato. Ora vi ricordo gli ospiti di questa sera a 20:10, ci saranno i campioni della 24 ore di Le Mans, i campioni trevigiani saranno Raimondo Amadio, il team manager della Cetilar Villorba e uno dei 3 piloti che è Giorgio Sernagiotto. Ovviamente parleremo di quel che è la loro impresa alla 24 ore di Le Mans soltanto pochi giorni fa. Ora le previsioni meteo per le prossime ore, grazie, buona serata.
Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni. Arriva il vortice Circe, forte maltempo sulle nostre regioni con fenomeni anche molto violenti. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto giornata di maltempo, come annunciato, rovesci e temporali diffusi un po' ovunque, forti al pomeriggio sui settori centro-occidentali e settentrionali con rischio di grandinate e nubifragi, dunque prestare massima attenzione. Temperature massime che risultano essere in calo e comprese tra i 25 e i 31 gradi, minime tra i 20 e i 23 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui diffuso maltempo con rovesci e temporali, soprattutto nel pomeriggio sera, quando potranno essere anche in particolar modo violenti e a carattere di nubifragio. Temperature massime attese intorno ai 27-32 gradi, minime sui 22-23 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Anche qui rovesci e temporali diffusi per tutto il giorno, anche forti e con rischio di grandinate e nubifragi sulle aree centro-meridionali. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime risultano essere in calo, attese intorno ai 26-27 gradi, minime sui 22-23 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da sud. Dal meteo è tutto, arrivederci. Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni.